Buonasera, voglio e Forza Napoli e Rubentus Napoli fu. Venite, venite che vi stiamo aspettando, venite. Non ci fate paura, venite, venite. Qual è il problema che sta tu? Io questo aspettavo. Io la partita l'ho vista, però l'ho vista, diciamo che mi sono perso un quarto d'ora, 20 minuti dei 90 minuti. Perché? Perché essendo che ho fatto una giornata pesante di lavoro, mi sono appisolato sul divano e quindi mi sono perso il gol di Bacca e le espulsioni di Locatelli. Purtroppo Locatelli fa le cose per bene e mo ha fatto malamente, si è fatto cacciare fuori. Beh, un primo tempo ho visto il gol di Pjanic su una punizione, grandissimo gol, di Bala pure, che a me piace molto di Bala, devo essere sincero. Beh, la Juve, diciamo che a me un bozzo dice che sei scansata, ma che se no mi tirerò l'ira e tutti questi rubellini sicchieluti è preso. No, non si è scansata perché da quando sta mettendo Higualuta, Mandzukic, Dybala e Pjanic è un'altra Juve, gioca però un'altra Juve che segna nei primi 15-20 minuti 1-2, specialmente se sta in casa, segna nei primi 15 minuti e poi dopo va in difficoltà. Invece, infatti, dopo il gol, ve l'ho detto, non l'ho visto il gol di Bacca, però secondo me tanto mi ero svegliato, perché dopo il gol di Bacca e addirittura il Milan giocava in 10 il secondo tempo, quasi all'inizio del secondo tempo, giocava in 10 e va messo in seria difficoltà, stava rischiando di pareggiare questa partita, quindi diamo merito pure a un grande Milan, ma veramente un grande Milan. Ho visto, mi pare, mi sembra una fotocopia della partita Napoli-Milan e Juventus-Milan, che il primo tempo ci siamo stati noi, il primo tempo sono stati i rubellini e il secondo tempo molto Milan, poco Napoli, molto Milan e poca Juve, con una differenza che noi stavamo ad 11 e la Juventus giocava con un uomo in più. Quindi queste sinceramente, dice la verità, a me questo Milan piace perché c'ha questi giocatori giovani, c'ha carattere e potrà veramente fare un bel campionato. Niente, voglio, ci sarà Juventus Napoli, bello perché all'andata noi verremmo da Chillu invochi le cose bianche, come si chiama? Aspetta, vabbè, comincia casa, Oces, Oces. Che stai a merda, fuori lo stadio è bello perché è bello lo stadio, e a India che ci sta a merda, andremmo prima là, verremmo prima da voi, e poi la cosa più positiva è che il ritorno sarà all'Arena del San Paolo, e qua è il bello, quindi comunque sicuramente saranno due belle partite, una più bella dell'altra, sicuramente. Affronteremo allora quest'anno 3 volte la Juventus, 3 volte la Juventus. Com'è bella per Higualuta e di mortificarlo a Higualuta, perché che lì partita la si giocheranno con la cazzimma contro Higualuta. Si giocheranno con la cazzimma. Ve l'ho detto e ve lo ripeto. Higualuta è un grande campione, pure stasera
vedete, è un qualche cosa qualunque, o schifo perché è un traditore, un pezzo di merda. Però vi siete presi un grandissimo giocatore che effettivamente, però parliamoci chiaro, a voi nella Juventus non serviva nemmeno. La Juventus non ha fatto altro, solo indebolire al Napoli, come ha indebolito la Roma, che poi con Pjanic a centrocampo, comunque la Roma pure sta giocando bene. Noi senza centravanti dal mese di ottobre stiamo a 7 punti, vi ho messo pure la partita recuperata col Crotone, stiamo a 7 punti da Re Rubentini, senza centroavanti dal mese di ottobre. Mo abbiamo preso Pavoletti, Milik entrerà a febbraio, quindi già è una cosa positiva che senza centravanti noi ce la possiamo giocare con tutti, specialmente con questi Rubentini sicchielote. Quindi, cari Rubentini sicchielote, è semifinale fu. Venite come stiamo proprio aspettando. Saranno 2 gare sicuramente, tra virgolette, con molto fascino, ma tanta cazzimma di sicuro da parte nostra, di sicuro al 100%. Voglio un vi saluto, un bacione, è sempre e solo Forza Napoli, perché tutto il resto è Munnezzi e Sicchielu. E ricordatevi che si vinco che si perda, sempre e solo Juve e merda. Sempre, ciao, voglio un bacione e Forza Napoli.